Adesso, finita la partita del Trissino contro il Requaro, vinta dal Trissino per 3-1, intervistiamo il giovane Raniero, giocatore del Trissino. Che impressione hai avuto di questa partita, che mi è sembrata piuttosto a senso unico? Beh, intanto buonasera a tutti. Per prima cosa bisogna fare i complimenti a Requaro perché noi non abbiamo giocato la miglior partita, però comunque è riuscito a mettersi in difficoltà nonostante le loro grandi difficoltà che erano presenti in pochi. Noi poi abbiamo sbloccato, ci siamo un po' sbloccati e abbiamo amministrato il vantaggio che avevamo perché l'importante era fare i 3 punti. Sì, abbiamo notato che nel secondo tempo avete un po' rallentato, visto che eravate in vantaggio, quindi diciamo che il Requaro mi ha un po' sorpreso perché ha difeso fino in fondo con una buona grinta, quindi voi adesso siete sempre secondi in classifica perché il Tiene stava vincendo, quindi la vostra mira è di arrivare o primi o secondi per andare ai play-off. Sappiamo che noi non possiamo fare i playoff perché essendo che siamo la seconda squadra, però noi adesso puntiamo a vincere tutte le partite per ambizioni personali e tutto, orgoglio. Siete giovani, quindi è giusto che proviate sempre a vincere. Vi faccio i complimenti perché la squadra mi è molto piaciuta e ti ringrazio. Grazie mille, grazie a tutti.